aumento il tasso di positività al Covid, l'assessore regionale Ruggero Razza ritiene che la scuola sia un settore strategico per arginare i contagi in autunno. Il tasso di positività al Covid in Italia è in aumento a fronte delle disattenzioni e degli assembramenti estivi e in prossimità dell'autunno le previsioni non sono rasserenanti, anzi tutt'altro. Di ciò è consapevole anche l'assessore regionale alla sanità uscente, Ruggero Razza, il quale ritiene che interventi e comportamenti a scuola siano essenziali per scongiurare il peggio. E Razza afferma: la scuola, al pari della sanità, è uno dei settori strategici su cui è fondamentale investire per vincere la guerra contro il Covid. L'abbiamo sempre sostenuto e per questo sono molto soddisfatto per la pubblicazione di un bando da 3,6 milioni di euro dedicato a tutti gli istituti scolastici che hanno la necessità di riqualificare i propri ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale. L'avviso è un bel esempio del modo in cui le istituzioni devono operare a tutela della salute e delle necessità dei propri concittadini ed è una visione che coincide da sempre con quella del governo Musumeci e con quella di Fratelli d'Italia, messa nero su bianco all'interno del programma dedicato alla scuola e alla sanità, conclude. E nel frattempo, secondo l'ultimo bollettino valido fino alle ore 18 di oggi, sono 1484 i nuovi casi di Covid in Sicilia, a fronte di 10.415 tamponi analizzati. Il tasso di positività è al 14,3%. La regione è al sesto posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 75.355, con un decremento di 3.900 casi. I guariti sono 5.376. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 486, 45 in meno, e quelli in terapia intensiva sono 28, 4 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 313 casi, Catania 300, Messina 218, Siracusa 130, Trapani 154, Ragusa 86, Caltanissetta 85, Agrigento 148, Enna 50.